Allora, siamo con Gennaro Fuoco, consigliere comunale dei Riformatori, che sarà uno dei primi candidati in campo alle prossime elezioni regionali. Con lui parliamo in questa intervista del tema della continuità territoriale che ormai tiene banco tutti i giorni tra caos di Volotea, ritardi di ITA e delle varie compagnie, prezzi alle stelle delle low cost e soprattutto voli che ci sono sempre meno e costano appunto sempre di più. Ecco, Gennaro Fuoco, qual è intanto la tua proposta per uscire da questa situazione che sta diventando quasi imbarazzante per i trasporti aerei sardi? Beh, la mia proposta è quella di trovare un punto di equilibrio che finalmente dia alla Sardegna ciò di cui necessita per sopravvivere, cioè una rete di trasporti adeguata, qualificata, che non faccia perno esclusivamente su Roma e Milano e tra l'altro con orari che ultimamente non sono né accettabili né in termini di frequenza né in termini di orari di partenze, e che dia eh, ai sardi, ma anche a chi viene in Sardegna, la possibilità di venirci e di venirci a prezzi accettabili, altrimenti la nostra economia turistica va fuori mercato. Per una famiglia normale venire in Sardegna oramai è diventato un lusso Sì, e sì. questo non è accettabile. Sì, qui tra l'altro diciamo che il modello della continuità territoriale non ha funzionato bene, quindi servirebbero altre politiche. Tu dici per quanto riguarda i prezzi, ma c'è anche un problema di voli che non ci sono, cioè qui c'è un accordo da fare importante. La prima cosa sono sicuramente i collegamenti, ma non sono secondari i prezzi, perché bisogna partire dal presupposto che noi abbiamo gli stessi diritti degli altri cittadini italiani e degli altri cittadini europei, e certamente noi non abbiamo meno diritti di un residente in Corsica, alle Baleari o alle Canarie, dove le frequenze sono maggiori e soprattutto i costi delle frequenze sono notevolmente inferiori, e ciò è un aiuto importante sia per i residenti che per chi vuole andare a fare una vacanza, un viaggio di piacere o turistico. Sì, questo perché comunque ci sono due problemi. I sardi in questo momento sono quasi imprigionati. Certi giorni è impossibile trovare dei posti liberi per Milano, anche per Roma, e le low cost non ci sono più. Quindi anche i ragazzi che giovani, per esempio, che erano abituati a viaggiare con poco per conoscere Barcellona, Parigi, piuttosto che tante altre città europee, ora si trovano a dover sborsare soldi che non hanno. Quindi c'è un doppio problema, imprigionati e chiusi nella nostra isola in questo momento. Sì, tra l'altro poi il problema diventa triplo, perché poi il tutto rende asfittica la già modesta economia della Sardegna, e quindi ci porta a un fenomeno di emigrazione, di mancanza di lavoro, di prospettive, e il tutto ovviamente aggrava la situazione. Basta vedere quello che sta succedendo a specchio nei paesi dell'interno della Sardegna per rendersi conto che non dico la desertificazione, ma sicuramente la crisi sociale, umana, finanziaria è sotto gli occhi di tutti. Quindi se tu fossi, diciamo, il nuovo assessore regionale dei trasporti, che cosa faresti come prime mosse? Sì. Allora, le prime mosse sono quelle di avere finalmente dei trasporti che diano una garanzia di stabilità nel tempo, perché abbiamo visto 100.000 bandi che ci davano speranza, poi venivano Proroghe, sì, sì. modificati, cambiati in continuazione, e abbiamo bisogno di stabilità. E poi sicuramente mi dedicherei anche a quelle che possono essere intanto
sicuramente non bisogna trascurare le rotte del mare, che possono essere anche da un punto di vista economico, per quelli che sono i trasporti commerciali, molto importanti, e non ultimo, non meno significativo, i trasporti interni, perché non dimentichiamoci che se noi prendiamo un treno o se prendiamo dei pullman per andare nelle zone interne della Sardegna, È praticamente impossibile, cioè senza insomma, auto è praticamente impossibile. certo, Va bene, grazie mille. a te.